dovranno dire brava direzione artistica, brava collaboratrice, sono dei campioni e hanno anche, certo, sono già dei vincenti o comunque finalisti, ma non solo ti fai sentire la tua voce, abbiamo anche qualche inserimento addirittura da festival molto più importanti del nostro. Allora, cosa dire? Diciamo poi che dal tuo festival sono usciti fuori dei piccoli grandi artisti. Devo dire che sono poi anche questo è un dato di fatto. Come Ti lascio una canzone. Sì, infatti come Emanuele Bertelli. Adesso a Io canto Zaira di Grazia, che ha partecipato anche a Fai sentire la tua voce. E proprio per questo loro, dopo aver ascoltato la bravura dei nostri artisti, abbiamo anche la certezza che si possa decidere il miglior talento per categoria, quindi junior, emergenti e senior. Ma andiamoli a presentare, bando alle gialle. Indugi, allora partiamo per cavalleria, direi, certo, dalle donne. Abbiamo al mio lato destro la professoressa Agata Marino, insegnante di musica, nonché insegnante di pianoforte. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui con noi e buon lavoro. Ci vuoi dire qualcosa? Innanzitutto vi ringrazio e sicuramente sarà una bellissima serata. Grazie. Grazie. Continuiamo, ho il piacere di presentarlo io. Lui, pensate che una delle mie specializzazioni nella vita è quella di essere io un subagente assicurativo. Pensate a questo signore che questa sera è il presidente di commissione artistica, è in inglese ed è un mio cliente in quello che è il mondo delle assicurazioni. Lui ha confermato una polizza vita. Siamo diventati amici perché gli ho scoperto le qualità artistiche. Lui è un grande pianista, un musicista. Forse dovrebbe assicurare le mani, visto che assolutamente le mani. E appunto, infatti Alistair Sorley è inglese. Adesso passiamo a lui il microfono per i saluti. Musicista e lui al Teatro Massimo di Catania. Diamo il microfono. Alistair. Buonasera. Sono veramente onorato ad essere con voi questa sera e non vedo l'ora adesso che ovviamente sta facendo tardi a cominciare con come si chiama? Concorso Convention. in bocca al lupo a tutti. Grazie Alistair. Continuiamo. Pensate un po', lei è una cantante molto importante, è stata presentata da colleghi del calibro di Pippo Baudo e ha cantato con artisti importantissimi come Massimo Ranieri, Mino Reitano, Iva Zanicchi. Vi presento Grazia Sgro. Applauso a Grazia Sgro. Buonasera. È un piacere averla con noi. Grazie a tutti, è un piacere anche per me. Spero che questa serata sia di vostro gradimento e che questi nostri piccoli grandi artisti Sicuramente ascolteremo queste grandi voci. esattamente possono essere all'altezza della vostra bravura. Certo, grazie a tutti. Grazie mille e concludiamo con un mio caro amico, collega. Abbiamo un po' vissuto una parte di vita insieme artisticamente, musicalmente. Lui è anche un omonimo di un famoso che appena dico Nello Musumeci, no, non è lui, meglio, senza togliere nulla all'amico Nello Musumeci che conosco anch'io. Grazie Freddy, grazie. Come sempre sono onorato del tuo invito. Conosco gran parte di tutti coloro che si esibiranno, li ho già sentiti e li sentirei sempre, quindi grazie ogni volta che mi inviti. Sei grande tu, grazie, buon lavoro.
backstage, a tutti gli artisti di questa sera. Sappiate, proprio per il fatto che io li ho nominati talenti del 2013, per quanto mi riguarda, salvo la conferma del regolamento e quindi dell'iscrizione, parteciperanno tutti gratuitamente alla quinta edizione. Applauso per loro. Bene. Che la gara, anzi che l'esibizione, le performance abbiano inizio. Prima però vorrei presentarvi un'altra compagna di questo lungo viaggio di questa sera. Si tratta di Federica Tricoli. Federica Tricoli, bellissima e anche bravissima, alla quale cederò subito il microfono. Valletta, è riduttivo chiamarla Valletta perché lei in realtà è una bravissima attrice e poi dopo ne assaggeremo le sue qualità. Allora, con Federica noi vorremmo leggere parte degli sponsor che dobbiamo necessariamente ringraziare perché sono il motivo per cui noi ci troviamo qui. Ne leggeremo una prima parte adesso e una seconda parte più tardi. A te. Ringraziamo Bar, Caffè, Archi, Verdi, Trecastagni, Tortellinificio Il Grano d'Oro, Trecastagni, Pina Grasso, Alta Sartoria da Cerimonia, Trecastagni, Art Finance, Project Music Academy by Freddy Gherozzo. Benissimo, grazie. Allora gli altri poi resta pure con me, li leggeremo più avanti. Aiutami ad aprire questa serata con una bravissima esecutrice. Si tratta di Elena Fichera che ci eseguirà un brano in re minore di Mozart, Fantasia, ed è lei che apre la sessione Junior. Elena Fichera. Ciao Elena. Pronta? Benissimo, ascoltate Elena Fichera, Fantasia in re minore di Mozart. Di